una piccola premessa dell'esperienza e dei concetti che ci hanno guidato alla realizzazione di questo lavoro e che saranno utili per comprendere il lavoro e l'incarico che abbiamo ricevuto. Il mio studio si occupa di progettazione integrata dell'efficienza energetica dei sistemi costruttivi, dei materiali e della qualità nell'ambito dei progetti di nuova costruzione di edifici e della riqualificazione degli edifici esistenti. E dal 2010 sono consulente Casa Clima, per cui buona parte dei lavori che abbiamo progettato e realizzato hanno ottenuto questa certificazione. Nel corso dell'esperienza che abbiamo fatto in questi 20 anni abbiamo maturato una visione del progetto e del processo edilizio più consapevole e siamo passati dall'analisi di un concetto di efficienza energetica ad un concetto di sostenibilità, imparando a guardare l'edificio come un sistema più complesso, in modo più complesso e organico. Gli edifici moderni ci siamo accorti che hanno una notevole complessità e questa complessità richiede un approccio progettuale più unitario e sostenibile sotto tutti i punti di vista. Il nostro approccio alla progettazione è quindi un approccio globale. Riteniamo che la vera innovazione sia quello di ricostruire una architettura di servizio che è l'architettura di edifici che vengono generati da un progetto unitario che fa un uso limitato delle risorse e che si pone in continuità con l'esistente, che sia l'intorno costruito, il paesaggio o l'ambiente e che quindi abbia un basso impatto globale, diciamo così. Il modo in cui noi cerchiamo di realizzare concretamente questi principi e questo concetto è quello di applicare il metodo della progettazione integrata, che vede l'edificio come un sistema complesso di involucro e impianto che deve essere progettato insieme in un modo organico e unitario per conciliare l'architettura, la tecnologia e garantire le performance in termini di efficienza energetica, i requisiti qualitativi e il comfort all'interno dell'abitazione. Il progetto, e veniamo alla parte diciamo, saliente di questa presentazione, è un edificio che si trova in questo contesto ambientale. Siamo al margine sud della pianura padana, al limite della fascia pedicollinare e siamo all'interno del distretto ceramico sassolese che si estende per alcuni comuni nell'intorno. Curiosamente e anche per fortuna il paesaggio che si vede e il contesto che si vede e si osserva da dove si trova l'edificio è un paesaggio rurale, diciamo così, pressoché intatto, che non è in un qualche modo condizionato dalla presenza di grandi edifici industriali e che ci regala questo paesaggio così piacevole. Nell'immediato intorno del nostro edificio ci sono edifici rurali che non sono di particolare pregio, ma che sono lì da molto tempo e fanno parte di un contesto che è valutabile come familiare e quindi di non disturbo per il lavoro che dobbiamo fare. Il progetto il compito che ci viene assegnato ci viene commissionato da una giovane coppia dove lei è architetto e quindi si tratta di un committente che è diciamo così competente e che ci rivolge delle richieste ben precise. Naturalmente la richiesta è quella di avere una casa
moderna, rinnovata completamente nell'estetica, nella funzionalità, con un'impiantistica adeguata e contemporanea, e che abbia la possibilità di essere alimentata da fonti rinnovabili, rinunciando all'allacciamento al gas e quindi rinunciando alle fonti fossili. Si tratta, come vedete, di un edificio, è la metà di un edificio bifamiliare costruito all'inizio degli anni '80, che presenta le caratteristiche tipiche di questa tipologia di edifici. Le finiture e i materiali sono questi. È caratterizzato da questa scala, da questi terrazzi con i parapetti pieni in muratura, opachi, molto pesanti dal punto di vista strutturale e anche dell'impatto architettonico che hanno. Il terrazzo al primo piano è coperto da una copertura sempre in cemento armato, c'è anche un balcone sul lato nord. E se all'esterno i vincoli che ci pone questo fabbricato sono, diciamo così, rilevanti e non tutti aggirabili, all'interno troviamo una pianta pressoché libera da strutture, perché la struttura portante è costituita da soli 4 pilastri. Ecco, quello che diventa la linea guida del nostro progetto nasce dall'osservazione dell'intorno, il paesaggio che abbiamo visto prima e il contesto. Il contesto naturalmente è quello di essere una metà di un edificio sul quale noi andiamo a intervenire, ma dobbiamo farlo necessariamente con una certa discrezione e un certo rispetto per l'altra metà dell'edificio simmetrico che rimane. Quindi la linea guida del progetto è quella della discrezione, e noi decidiamo per questo motivo di affrontare il progetto con un input di semplificazione. Quindi il volume dell'edificio all'esterno viene ripulito da quegli elementi incongrui che abbiamo visto: il balcone, la scala, tutte le parti in cemento armato, la copertura in cemento armato del balcone al piano primo, per far guadagnare all'involucro questa semplificazione, nello stesso tempo aprire i fronti a un irraggiamento solare più diretto. E la pianta interna libera ci consente di dare una disposizione corretta secondo i canoni della bioarchitettura e anche di quelli del buonsenso, di dare un orientamento corretto a tutti i locali che adesso possono godere di una luce naturale più favorevole. A favore del benessere e dell'illuminazione naturale all'interno dei locali. Ne beneficia di questa apertura anche il bilancio energetico del fabbricato, che guadagna in apporti solari dalle superfici vetrate. Non dimentichiamo che il compito è sempre quello di realizzare un edificio gas free. Questo richiede una progettazione d'insieme edificio e impianti, come abbiamo detto prima, e che naturalmente si basa su un progetto che mantenga in equilibrio tutti questi aspetti di progettazione e anche di esecuzione. Quindi l'edificio è stato dotato di un sistema di isolamento di tutte le strutture disperdenti, altamente performante, con una correzione dei ponti termici completa. Le stratigrafie, che hanno degli spessori di 20 cm circa, sono state studiate, aperte alla diffusione del vapore, e i valori di trasmittanza e i valori di sfasamento delle strutture è stato cercato di renderli il più omogeneo possibile per garantire un comportamento omogeneo dell'involucro
alle variazioni di clima e garantire condizioni di comfort e benessere all'interno il più alte possibile. E anche per cercare di non sprecare inutilmente materiale isolante. La parte invece che riguarda l'impiantistica è stata pensata, come dicevamo, in sinergia con l'involucro. Gli aspetti della progettazione integrata li abbiamo spinti fino alla parte esecutiva, ma anche in quella costruttiva. L'elemento portante anche dal punto di vista architettonico dell'aspetto all'esterno del nostro edificio, quindi delle facciate, ruota attorno al nodo serramento, che è caratterizzato da questi scuri scorrevoli complanari alla facciata. È un sistema complesso che abbiamo pensato di prefabbricare per contenere i costi, i tempi di esecuzione, assicurarci una grande precisione esecutiva e limitare quelli che potevano essere gli errori di costruzione in cantiere, perché era necessario che questo sistema fosse perfettamente integrato all'architettura e agli obiettivi, diciamo così, estetici che ci eravamo dati. Il nodo racchiude e risolve molti aspetti, da quello strutturale a quello della tenuta all'aria, l'alloggiamento del serramento, diciamo così, finestra, ma anche degli scuri scorrevoli dei quali non si voleva vedere la guida di scorrimento e nessun aspetto tecnologico. E questo sistema è stato anche utilizzato in fase esecutiva in sinergia tra due imprese, l'impresa che ha montato e fornito i serramenti e l'impresa che ha realizzato l'isolamento termico delle facciate, per correggere un difetto di verticalità delle facciate e risolvere così preventivamente problemi che avremmo potuto avere sia sul montaggio dei serramenti che sulla realizzazione del cappotto. L'impianto di climatizzazione dell'edificio è realizzato con un sistema a pompa di calore alimentato da un impianto fotovoltaico, un sistema di emissione radiante a pavimento all'interno di un massetto in gesso fibra. La ventilazione meccanica controllata regola la qualità dell'aria interna e controlla l'umidità in fase di raffrescamento e durante tutti i mesi dell'anno. I committenti hanno voluto un sistema di controllo diciamo domotico, che permette di verificare la funzionalità e le prestazioni dell'impianto durante il corso del funzionamento. Quello che è il risultato all'interno dell'edificio, intanto si può vedere la grande luminosità degli ambienti e abbiamo scelto di un sistema di costruzione delle partizioni interne dei controsoffitti a secco. Questo ci ha permesso di poter realizzare porte e battiscopa a filo muro, quindi requisiti diciamo architettonici, e nello stesso tempo ci ha consentito di alloggiare all'interno dei cavelli delle pareti e dei controsoffitti l'impiantistica, l'illuminazione ad incasso all'interno dei controsoffitti, i canali della ventilazione meccanica, senza che questi impianti potessero condizionare il risultato estetico visibile. Quindi gli impianti all'interno di questa abitazione sono pressoché nascosti. L'edificio all'esterno è fatto di molti dettagli costruttivi che sono stati pensati, progettati
seguiti in cantiere con grande impegno. Abbiamo fatto tutto quello che ci era possibile per rendere questi dettagli costruttivi, questi particolari, il più possibile invisibili ed essere fedeli a quello che è stato la nostra intenzione di rendere questo edificio nuovo sì, ma anche discreto dal punto di vista del suo inserimento in aderenza all'edificio esistente e di inserimento con il paesaggio e l'intorno circostante. Diciamo che ogni lavoro, ogni progetto è sempre frutto di un compromesso e di dialogo con i vincoli che non sempre sono così, che non sempre è facile vincere. E quindi dobbiamo dire però una cosa in questo caso, che l'impegno che abbiamo messo nel fare una progettazione integrata così diciamo dettagliata e puntuale ci ha permesso di costruire il fabbricato esattamente così come è stato progettato, senza che in corso d'opera sia stato necessario fare integrazioni o modifiche al progetto. Infine, per concludere, rileviamo questo, che il compito che ci hanno affidato i committenti in ordine all'efficienza energetica è stato complessivamente raggiunto. Il fabbricato ha un fabbisogno di energia globale di 18,53 kWh anno, che è un valore, diciamo così, piuttosto basso in assoluto. È un numero che potrebbe non dire niente, provo a spiegarvelo in questo modo. In riferimento alla normativa della regione Emilia-Romagna, questo valore di 18,53 è del 70% migliore del limite della migliore classe energetica. Cioè possiamo dire che il valore è 1/3 del fabbisogno che serve a un edificio per essere classificato nella migliore classe energetica secondo la normativa della regione Emilia-Romagna. E con questo io ho finito, ringrazio voi dell'attenzione e di nuovo Edicon per l'occasione di aver presentato questo progetto. Grazie.